Questa attività è stata realizzata con s'aggiudu de sa Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22. Cosas bellas ois a portare un brava Gianna, seus a Samugheo, proprio accanto a Villigresia de Santo Sebastiano. E se venius oi in Samugheo, e noi c'è un luogo onde sti stugiara s'artimanna de su dessingiu de Sardigna e de Samugheo e tutto, un museo Muraz tutto dedicato a queste fainas. E seus noi innanti a Gresia, accanto del suo municipio, e noi uso a incontrare l'assessora Elisabetta Sanna che sa raccontare altre cose di questo luogo. Un luogo bello ed espanto, perché noi ci punti in mera tradizione, se non scetti questa adesso del Singiu, ma fanti un vani buono, c'è subino buono in noi in Samugheo. E in noi c'è una festa manna adesso grannovali con i mamuzzones, i femmine con i bistiri sardo su noi, si concordano sa conca con tutto questo muccadori, dunque ci punti di avere mera cosa di spanto, ma si andata a questionare Elisabetta Sanna, poi proprio noi affacci, cioè sul municipio, e noi su de Sagresia passiamo su comune e andiamo a incontrare l'assessora, venite con me. Appure l'assessora Elisabetta Sanna, assessora a sa cultura, ma tutto beni archeologici, tutte queste cose, no? Bene archeologico puro. Samugheo è una idea che in Susartu si va a comprendere che la gente ha cominciato a venire a che vivere da sul neolitico, poi Susartu potete essere treballato bene in meda, non teneus monte sarto, so teneus a prospare collina, altipiano, e questo ha aiutato la vita delle sommine. E già di Neolitico con meda domo de Giana sa che due punti si comprende che la gente del spracchio va bene a vivere in noghe. E poi quanto punti, quanto sei? 3.000 o casi persone? Pago e manco 3.000. Pago anche 3.000. E dunque devo appunto, quando ho cominciato questa trasmissione di oggi, appunto, se io sono brava Gianna, se io sono in questo luogo, a 11 punti mera tradizione. Si può non se io venivo su un museo del Sud Singiu, questa arte antica che studiai in noi. Ma in noi ci punti di avere una cosa di importo umano, no? Ma da cosa cominciare a all'imbasadra che ancora è di data un vago di adotto, su magari prospittioso, punti cominciano ad apedere, però in scamino si intende fuori danno all'imbasadra. E questo ha permesso di arrimare medasa tradizione, si può narrare sul rosario, cantavo in sadru, poi festas, poi mortos, poi scruffessones. E subani, noi fanti subani di adeus a Santiga, un bani particolari, prodotto le occasioni, no? C'è subani da ogni dì, ma c'è subani delle feste, subani vintao, no? E a due medasa razza de pane che si va ancora in domo, in meda domo si va su pane in domo ed è su vorru, due domo con il su vorru proprio a disposizione per fare su pane. Su pane, su pane bello su zicchi, su pane bianco fatto con il sasimula e questo dopo devo sagattare in iscogias e in festa sabru de importo. Due a razza de pane de sierru, come può narrare, sa farringi chingiada è un pane che si praga è pruso a pappare in sierru, poi con questa farringiada si fa del su panuntu, fa di scollare su grasso de su sumene e de su brocco in pizza e su pane. Sa coccoiedra, può narrare, è un'altra razza di pane che veo solo in sierru e porta da ghedra de brocco. Corgiollo di arangiu, è un pane grasso meda e tanto espruso si bappa in sierru. Ed è pure un'altra cosa, che sicuramente questa è zona del vino buono, ma noi siamo che tutti come incendi a fare queste produzioni, no? La produzione di suino e di vingias è sempre connota, dove già su de susartu come su già su de accoro in un sprenu de vingias. Si fa de suino, può dispacciare in domo, però come punti cominciando a nascere
aziendas pittias de Inu che futi cominciando proprio a vendere, a fare cappia con su Inu. Dunque, però torniamo su conto, poi siamo venuti su noi con cose belle, sul Museo Murat, dopo questione adesso grannovali, delle maschere del mammuzzone, delle vestimenta dei femmine sarde, con tutto questo muccadori, si casa concia questa conca di adesso in una maniera bella e particolare. Ma sul Museo Murat, de Sudessingiu, che è tutta la regione sarda, dunque è tutto il logo della Sardegna, ma c'è meda posto in luci questo traballo che avanti noi in Samugheo, quest'arte antica di Samugheo. Eia, è sta narrare che Samugheo tra i anni 50 e i anni 60, e mi pare da donare gusto, posa volontaria di una parica femmina, proprio femmina, ha cominciato a fare impresa a pizzo di Sudessingiu. Questa femmina santa comprende che ha da su tre ballo che niente in domo, con notto da sempre, e fatto qualcosa di uomo, poteva cominciare a treballare, a dover conoscere i foras, e tanto hanno cominciato a fare a vendere tappettos, a vendere tendas, a vendere asciugamanos, foras de Samugheo, e poi questa produzione di Samugheo comincia a circolare un po' in tutto il mondo, e tanto Samugheo ne usa si è fatta conoscere quest'arte, Sudessingiu, e sul museo è nascito che gusto, ma è nascito che gusto motivo e vinse se poi te l'amministrazione d'Antoffiu. Sul museo è stato aperto sul 2002, ma già prima del 2002 si ne fu data, l'amministrazione se ne fu data, io comprendo che Ponoso Sudessingiu fu una cosa di importo umano, e tanto può dire valore, può dire importo, può fare comprendere finché la gente di Saida e non solo di tutta la Sardegna e poi di tutto il mondo, Antoffiu proprio questo museo, d'Antoffiu a Perre, e tanto adesso 2002. E dunque già 20 anni e tutto canto che ci funti, noi scelti tutte queste esposizioni che usaviri, poi si chiesi con questa trasmissione di noi, ma io penso mostras e tutto canto, pure temporanea, dunque è un museo bio che ogni dice qualche cosa. Poi io andai adesso direttori, Baingiu, casa da accompagnare, no, si zera da Ici, Baingiu Cuccu, e Zadanna Issu, a trascosa di questo museo, e poi entrare in questo mondo bello del Sudessingiu e poi conosci bene i tradotto deniti, tutte queste cose che di importo umano che hanno noi in Samugheo. Tornato grazie all'assessora, buon traballo con tutte queste cose belle che va in noi, e poi noi andiamo un pari in suo museo, andiamo a andare in giù sul direttore e poi conoscevo tutte queste cose che ci punta dentro, andiamo. E dunque questa è la domumanna del Sudessingiu, di tutta la Sardegna e di Samugheo. Baingiu Cucco è sul direttori, già è 10 anni mi pare che sei direttore noi di questo luogo. Sì, sono 10 anni che sono fatto sul direttore di questo museo, che è una struttura che esiste da più o meno 20 anni, però questi ultimi 10 anni, grazie pure all'amministrazione comunale degli ultimi 10 anni, ma anche l'attuale, che ha supportato dal punto di vista logistico, economico, tutte le iniziative che sono state fatte in questo periodo. E dunque una cosa subito che si intende è che tu non questioni in samughese ma in locutorese e proietta questa cosa. Proietta adesso dei ittiri, quindi sa vai data e sa locutorese. Potevo andare che questo assessore in ittiri, dunque sa amministratori e direttori di questo museo. E dunque è un questo è di 20 anni, già 20 anni mi pare, che studia sa memoria è tutto, sa tradizioni, sa capacità dei femmine di tessi tutte queste cose belle. E noi c'è sa memoria, ma c'è l'attualità, perché noi facciamo mostre, organizziamo cose, come ti funziona da questo? Sì. Tanto bada il museo una collezione storica che è fatta, composta in anni di più di 500 manufatti. I manufatti provengono da tutta la zona della Sardegna, quindi non è un museo con la tessitura di Samugheo, ma è un museo di tessitura alta. Abbiamo pezzi rarissimi, come tappino e morto,
a un pezzo mannissimo come si affressata che sono state realizzate in vari comuni, in vari paesi della nostra isola. Però tutte queste esposizioni che viene fatta sempre sul primo piano con un manufatto che cambia ogni pago un mese, viene accompagnata a manifestazioni temporanee, come su caso di questo periodo. Due, mi pare. In questo periodo soprattutto partendo da giugno, quindi in associazione pure a questa grande mostra di artigianato che si fa del Noge a Samugheo, che si chiama Tessingiu, che è arrivata alla 54esima edizione, abbiamo realizzato due mostre temporanee. Una che è prettamente di arte contemporanea, però sempre legata a su motivo della realizzazione del museo, e cioè a questa tessitura. Questa mostra è la Biennale della Fiber Art, che è una tecnica di arte contemporanea che indaga e analizza da tutto il trabalho che viene fatto dagli artisti che impregnano la fibra, quindi può essere fibra vegetale, animale, ma pure fibra sintetica. Sono stati invitati 25 artisti e sono più famosi che impregnano questa modalità di fare arte contemporanea. E siamo arrivati alla seconda edizione. Questa edizione è nata in Noge a Samugheo, in questo museo, e continua a continuare sempre in Noge. L'altra mostra invece è sempre legata sul settore etnografico ma anche artigianale della Sardegna. Infatti l'altra mostra è una dedica fatta a un grande artista, un designer antilitteram, possiamo dire, che si chiama Tosino Anfossi, che vive sul sozio di Eugenio Tavolara, che ha realizzato un pare la famosa casa d'arte Atta e hanno realizzato il suo primo pupazzo e il suo primo tribaglio che poi hanno dato vita a sughette a base dell'isola. Certo. Quindi tutto il suo disegno preparatorio per il suo tappetto, per il suo mobile, per il suo pupazzo. Sono in acchido un pare a Tavolara e Tosino Anfossi. E noi ci punti tutto in esposizione? Sì, noi abbiamo il suo disegno, ma pure il suo pezzo originale che non sono mai stato esposto, quindi è un tributo pure all'artigianato sardo. E noi conosciamo meglio sul museo, il tradotto cesti noi a Into su Murat, ma una cosa volevo domandare sul direttore. Noi siamo arrivati e ci viene uno scanto 40 o 50 francesi in noi, sì. Ma venite dunque da ogni quale sia il logo, da ogni logo del suo mondo in noi? Sì, noi abbiamo infatti la guida che sono preparata proprio a dare inglese su francese e che Pulmas ha organizzato proprio questa visita a Samugheo per la tessitura, ma sul museo però la parte dell'esposizione storica. Bene. Dunque, guida che accompagnano in inglese e in francese e io invece in sardo. Chi è che sta ad accompagnare? Chi è che mi ha accompagnato io dei guide? Sì, mi accompagna da una samughesa, quindi la vedata è di Samugheo e mi ha narrare tutto il segreto pure della tessitura di Samugheo, pure del piccolo del Lazio, che noi abbiamo diversi tipi di Lazio che partono dal fine Settecento fino a qualcuno più recente. Dunque, grazie a questo convito e questa possibilità di occasione di conoscere meglio sul Museo Murat e andavo a conoscere invece questa guida che è stata accompagnata in sardo, a raccontare tutte le cose belle che ci punti noi a Into. Grazie a Benjo Cucco e noi siamo andati sul palco. Grazie a voi. E dunque siamo potuti entrare in questa bella domo del Sudestincio. Antonella Meloni, saluti. Buongiorno. Dunque, tu accompagni i visitatori, noi ti conta la storia bella che è studiata in noi in pizzo con Sudestincio, tappetto e tutto tanto. Ma con il direttore Femmunnendi, che noi ci funti in mostra temporanea. Cominciamo su dei gusti? Cominciamo dei gusti. E dunque, in questo aposento in noi, i tadeneus? In questo aposento in noi, che teneus un'esposizione della Biennale della Fiber Art. Hanno presentato 23 opere di artisti di Sadros. Funtido Sadros? Funtido Sadros. Per la prima edizione hanno partecipato in 40. E voi quanto funti, ma 23. In 23. E in questo aposento c'è una
fa berarte, poi ti impari tutti questi artisti e tutto quanto. Questa installazione che tenesi in noi è in segreto su est. Questo è... Ma fai parte di Savai Berarte? Fa parte di Savai Berarte. È una rucca manna. Ah, è una cosa bella. Conquadrata con 360 chimbaneddos fatto in lana. Un anno e tutto, ogni dia del sanno. Ogni anno. Ogni anno e ogni dia del sanno andata a contare un'aie del su Covid. Ah, questo danno umano. Questo danno umano che sarà l'ompia tutto. Dunque, prima di andare in Susu, no? Intanto tiene un bello teatro, poi in Dio Cristianai, ma è stato apposento, invece, tenesi un'altra mostra. E questa è un'esposizione dei tre ballos fattos da Tosino Anfossi. Ah, da Tosino Anfossi. Si conta sul direttore, conta si calica un'altra cosa di questo Tosino Anfossi. È un maestro zassareso che ha vivido solamente 42 anni. Ha partecipato alla prima guerra come un ufficiale, quindi un soldato ufficiale. Fu da barra strupiao, invalido. A posti si maladato di artrite reumatoide che insomma è andata a cabao a solo 42 anni. No, però in tutta questa vita, mancai non fece una vita lunga, ha fatto tutte queste cose belle. Ha fatto un meda cose che non furono state fu Sassareso. Che non furono state sconnotate poiché ha vivido in suo periodo di Eugenio da Vollada e in merito si ha spiegato tutto isso. Infatti se vieni che una cosa che si imbilla da un vago su stili che conoscevo su detta Vollada che magari è per sconnoto e tutto. Detta Vollada, dei Sorresanfossi, di Altara. Certo. E ci sta scambiando con altri artisti. Dunque, e questa però, come te un è una mostra temporanea, invece se noi già di 20 anni c'è su Museo e Totto del Singio, di tutta la Sardegna e delle tecniche e tutto che usano in noi in Samugheo. E prima di essere in Susu, contami un poco, tu sei una cooperativa che traballa in questo museo, quanto sei, come funziona? Noi siamo in Kimbe, 4 femmine e un maschio. Ah, sempre di bluso femmine, certo. Poi in altra casa, quota rosa, tieni da bisogno, invece noi, altro che quota rosa. Noi che siamo in maggioranza. Che traballiamo su qualcuno di 2002, quando ha inaugurato il museo, e qualcun altro di poco tempo, come te dicevo, è stata una delle ultime. Io che sono del 2007, che sono già in Barto di Gannos. E mi praghe. Mi praghe in meda. Accompagno ai visitatori che arrivano da ogni luogo. Questo mangiano pure che hanno un raggio, un gruppo di francesi. Tu ti accompagni in inglese o francese? Già questo mi accompagno in italiano, però con i francesi pure già E poi i sardos. I sadros. Dunque, Antonella, sa memoria storica però non sa memoria storica, questa cooperativa che tiene in gestione sul museo. Insomma, una cooperativa di Portumano. Di Portumano, conosciuto in tutta la Sardegna. E dunque, andavo su a dire questa cosa bella che studiai in noi? Andavo. Accompagnami, doc. Vado su questa scala. E questa Antonella è su un mondo e tutto del Singio. Noi, io su Diadero, su Meda Faina, come senti proprio adesso del Singio, poi il vestimento, su vestire sardo. Poi vestimenti allegria, questo è vestimenti allegria dei femmine. E poi una cosa, che hanno approvato questa trasmissione, accanto alla Grecia di Santo Sebastiano, appunto che c'è questa cosa di Diadero bella che usa io, dei femmine, che si pone tutto questo muccadori, si acconcianta a conca, tutto questo, muccadori e mantichette. È una cosa che si fa scetti noi in Samugheo. Solamente in Samugheo. I muccadori si punti chimbe, e si pone uno in pizza e l'altro, a sutta gutturu. Certo. A sutta gutturu du sporieni di spriorissas, o i femmines de famiglia importante. Riccas, no? E riccas, poi festas. E dunque c'è questa modalità. E questo è te, tu questo è obracche. Obracche, dunque la nasarda, vuol dire un nai. Dunque tinta tutto noi e tutto tanto. Questa è una cosa. Punti due unneddas.
Ma c'è questa camisa che è una cosa di spanto umano, è troppo bella. Questa camisa è del lino. È bellissima. I spicciochetti già di sedare de Barto di Cannoso cominciai a tessere in su dell'argio e fai una della del lino. E da questa della che andavo a cantare questa camisa, che si poneva, che fu più bella da ricamare a mano. E si da poneva sai si sposò. Questa è dietro bene. E poi teneva su vestiti di uomini e poi c'è viuda. Dunque arriva in un momento a un disacaba sa vita in ogni luogo del suo mondo staicci e in noi però in Samugheo si usaia a tingere niente tutto il vestimento di allegria, che fu di allegria, che fu di ogni e si intinghia di niente. Poi chissà femmina fu di ricca e si dovrà da fare di anno. Certo, ma non ci dà interranta di aici vestiti a lutto? No, di dollo mai. I fiudas che hanno che disinterraiano hanno piantato il rappo nel vestimento di allegria. E due una cosa che nemoso è che risponde dei poteschi che si vaiada. Su Leon si unia di scappo. I moncadores, i scapudas dei moncadores andavano a pizzo di sa femmina, no? E su mantighedo non andate in terrao. E questa cosa non dischi di spiegare nemmeno, non si scrive poi te. Antonella, visto che sei cristianelli del dolo, in noi denesi, tutta Pinusu, appunto del dolo proprio, poeta, questa è un'usanza che non è samughesa, però in noi ponesi tutte cose di tutta la Sardegna. Contami di questa due. I stappinus che denesi non funti due, ma funti chimbe. Funti drastoso che in Sardegna manco usa tanta meta, che funti noi in tutto. E noi in suo museo ne costruiamo chimbe. 5 di denesi dunque. Su Dappinu si va in su dell'argio, dove è femmina di orgosolo, quando l'ompia sora si ponia da su uomine o sa femmina importante e dove barraia da su tempo su dessa veglia funebre. Che quando in Sandusu cantaianta so sattitto, cantaianta sattiti, in sadru, in rima, dobbiamo raccontare e narrare tutte le cose belle di questa persona. Ma vince questa valentia. Dobbiamo cantare tutto, dobbiamo onorare e privilegiare. E dunque questo d'uso ci punti noi e presi i punti ai davanti, che noi abbiamo in ripresa che ha fatto Marco, ci punti appunto questa 5 testimonias di questa vaina antica orgolesa dei Stappinus. Ma contami, partevo subito i tappetti su cadenesi più antichi e a parte i Stappinus, i tadotti denesi. I Stappinus sono più antichi, sono di 1700. A posti due punti fressati, sono di neus 13. Come in questo punti due, i neus postas a dobiere. Una è di nulle e l'altra è di Oliena. In Oliena punti già 20 anni che non ti sente bruso. Questo drasto è del 1800. Invece a nulle continua, a nulle già, in su dell'argio Mannu, questo Amuru. Amuru, E dunque, a proposito delle treagius e tutto canto, ho usato su noi di Renesi in esposizione uno scanto, Dresi, mi pare che appunti, questo viene da questo che teniente in domus o commenti via da sa cosa, su conto dei costi? In Bidda una grande due dare su mancuni in ogni famiglia. C'è proprio questa cosa che si chiede andare, questa tradizione che si chiede andare, aggiungo mai tutto su imparano a tessere. Vero, le picciocchette, si vede da chi non è proprio brava, che è una cosa di insudata e di imparata. A manco su punto, l'andio dire su punto a pivione, che è cosa più semplice da fare. Poi a diventare tessingiana 2 anni di esperienza. In noi come testi, non siamo in un museo che conta tutta la storia e tutto quanto, spesso più antico, ma in noi attività di artigiania, ci funti noi aziende, laboratori che vanno in tessingiu?
in moi potus bendi nadaus. In bidda cada doi laboratorios artigianos. Doi bottegas che treballanta sallana, da villanta, treballanta sullinu, du villanta e du dessente. Treballanta con istellargios antigos, come discusso che teneus in noghe, e con istellargio meccanicos. E questi antichi de quali periodo, anno? Su antico de su 1700. Ah, 1700. S'epoca è scusso. E si dai a regalare una zia, da tesi ucciata, che dovrebbe ballare ancora prima di... un anno prima di si morrere. E si dà già che come te due a con codrao, con il suo tre ballo già cominciato. Dunque, Antonella, contami però, tu mi hai questionato un scanto cosa che ci punti in noi, ma in noi siamo vieni, tappetto su un paio scascia, con a pizzo dei scascia, e tutto canto. Contasi i tadotto denesi, bella burra, noi bianca, e tutto canto. Non so, questo è usato manco se scantoso burras, tra burras, i scialles, corichibangu, ammontoso, bisaccias. Voi cambiate sempre queste esposizioni? Cambiamo ogni 3 mesi, a Summanco ogni 3 mesi. Questo che funzionano a palla funti dei corichibangu. Questa è una collezione? È una collezione antica del suo giudice e cocco. Dunque non funti né da tauso né ischeuso e da lei da pianta essere fattoso. Arriva da dei sorri, però non si sciri. Non ischeuso de anno e de preciso. Invece, mi festa contenti, poi burra, sa queste cose. E noi andiamo, mera bravos a fare questa tecnica a pivioni, se no? Con questa tecnica a pivioni, i massai e piccioccheddas si vanno a burra rubella. Cosa che poi ponevano a pizze sul letto, sai, che si cucinava, questa rubella bianca, e non che vanno a burra meana, però in anteprima furono altri simboli di vita, come di saide, propiziatorios, come di sudrigo, di abbondanza, di prosperità. Tutto simbolo bello, che accompagna la vita di sa. No, ma in noi c'è una cosa che mi pare di spanto, il testo da Pinevani tu serriai, da dove arriva questo? In Mamoiata di Nanta da Pinevani, in altro luogo sono due serrenta, con un altro numero. Ma si pone proprio un sammesa, fai su anni, come poi ti si pone a strutturu, a zigzag, poi aiutare sovramento del suo casa, prima di due prima di che due ore entra su fuori, si poneva in questo drasto. In Mamoiata, questo banno, 200 vince si può ponere su un bippiu che non si moriva. E su banno poi tornano a usare poi su pane senza dusamonare. E questo può essere poi augurare una vita nuova, più bella, a subire più che si moriva. Tu sai, ecco soprattutto le cose antiche che padianta in questo tappetto. Ma contami, invece di queste altre esposizioni cadenesi, ogni anno proiettai pure cose, ita rappresentano, questa installazione di queste esposizioni. Questo è un tappetto corale che è stato fatto grazie a un dinare che ha già su principe Agaccan a suo museo. Poi adesso mi ricordo che stiamo adotto che ne vengono in mostra dei Dessingiu, mi va? Dei Dessingiu, de Pragia a me, dunque se evidentemente non ha. Perché a me, da gente scritto Vince in giornale. E voi si è posto un pari, dunque tutti i maestri dei Dessingiu che ci continuano in Samugheo, tutti i maestri di Ida, che hanno portato innanzi quest'arte e che ancora è connota. Ma secondo me mi pare che tutto questo dogi maestri, ma si conta, c'è uno spazio bianco onde vosaltros proiettate proprio una registrazione, si conta la storia di ognuna di queste femmine, se no? Questo è un tappeto digitale che devono essere in pizzo e si possono scurtare guardando queste maestri.
in italiano in sadru. Ah, bella questa cosa. Raccontano su chi andava tu di abittia, sa vinse mannasa. Dunque, è un tappetto che diventa proprio un touchscreen. Tocca da digitale. Tappetto e la tecnologia che si aiuta a fare cose che si può conoscere meglio, no? Dunque, chi ha fatto questa vaina e commenti da fatta, e commenti e traballa e tutto quanto. Bella questa cosa, no? Piace meda ai visitatori. Sì. Meda è prosa in sadru. Ah, prosa in sadru. In italiano. Può andare bene in italiano, può essere usato, cioè può andare bene in italiano. E dunque, questo è un tappetto, è tutto, un unico tappetto, no? È un unico tappetto fatto da proscantoso. Ogni artigiana, ogni maestra ha fatto un ganto e poi funtistato collocato tutti i varisi, tutto così appare. E questa è la coralità del suo tappetto. Bella, si intende bella e dunque con i gusta bella mostra che c'è in noi sul Museo Murat. Noi potevo, intanto vorrei grazie a Antonella che ci ha accompagnato, ha tenuto pazienza a me, e mi contai tutte le cose che sono venute in noi a Intus, cosa bella. Se devo, come un semplice, come noi che sono ai sardo su delle cose belle sarda, dunque venire in noi a birita tutti questi, questa sfaina bella, queste esposizioni, può conoscere di adero sarda antica del sud Singiu, di tutta questa Sardegna, ma di Samughè ho visto che ci punti, come annava Antonella, dogi, maistas, che ancora traballano in noi. E grazie Antonella, grazie a tu e a tutti i colleghi Scosa Tua, della cooperativa sa memoria storica, grazie all'amministrazione comunale, dunque a Elisabetta Sanna, tutto questo che santi aiutavo bene in noi a conoscere meglio su tutta questa bella faina. Grazie al suo direttore Bangiu Cuccu e noi siamo amici miei delle cose belle, si va a piacere e sa puntata che si di cose belle, sa raccontare di un altro luogo della Sardegna nostra, dunque sono un brughigeddu Iticchetto, che si carta da baronia, Garteddi, in cui c'è Saddombo e Marras, a un tanti studiare, un sciaccumanne cose antiche, e noi andiamo in cui a conoscere meglio su quest'altra cosa bella di Sardegna. Dunque, grazie a tutti e grazie al suo Museo Murat di Samugheo. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22.